Comunque da indipendentista veneto io spezzo una lancia a favore del meridione, nel senso che non si può dare tutta la colpa ai meridionali, non sono assolutamente d'accordo, il problema è la gestione politica. Cioè, se noi ci troviamo di fronte, metà della mia azienda è il meridione, io ho persone che lavorano con me che sono bravissime, c'è gente che non cambia niente da un veneto a un napoletano o a un pugliese, non cambia assolutamente. Uno che vuole lavorare e che si fa il mazzo dalla mattina alla sera è tale e quale da una parte all'altra. Il problema è che la gestione burocratica, politica e sociale del meridione è uno schifo assoluto e sta diventando sempre di più anche da noi. Quindi se noi siamo rimasti, tra virgolette, esenti fino a un certo punto da determinate logiche politiche di connivenze, di nepotismi, oggi purtroppo è così anche qui, sta diventando sempre di più. Per cui capisco questo signore che ha appena detto che abita la Spezia, ma meridionale, e ci stiamo meridionalizzando, ma non tanto nel modo delle persone, nel modo della politica. La politica sta distruggendo completamente il tessuto sociale, morale in modo particolare, che è collettivo. Purtroppo questo porta via tutto il resto, perché anche il Veneto, che dovrebbe essere una regione, ad esempio, molto pregna di identità, grazie a questa politica che sta distruggendo il sociale, sta facendo perdere anche l'identità. Guarda il caso il fatto che non siamo riusciti a raccogliere le 50.000 firme per il riconoscimento della lingua veneta, una cosa allucinante. Ci sono gruppi Facebook da 150-200.000 persone di veneti e non siamo riusciti a tirare su 50.000 firme. È da suicidio socioculturale una cosa del genere. Quindi non diamo tutta la colpa al meridionale, ma guardiamo la colpa che va alla politica che c'è giù e alla politica che c'è su. Quindi la politica è il male. Pronto?